In ce moment su la notizia del presepio della Gisella di Dunian. Oggi 30 novembre è stato, diciamo così, inaugurato, aperto, ma è incominciata anche la mostra di presepi e diorami che sui cartelli che sono dal primo di dicembre, cioè domani, in realtà fra poche ore, da quando pubblico, comunque diciamo da oggi è stato aperto, mostra presepi e diorami che è giunta appunto alla nona edizione. È in via Grandi, l'ingresso è nell'ex parlatorio del monastero, quindi di lato alla chiesa di Sant'Anzaro e Cesso. Stamattina Don Marco l'ha benedetto, eccolo qui con Valerio che è il curatore di questa mostra, e c'è anche un piccolo presepio all'ingresso. In realtà qui il bambinello non c'è, giustamente perché verrà messo alla notte di Natale. Questo è l'ingresso con alcuni oggetti, anche alcuni dipinti, e poi ecco alcuni fra gli esempi dei presepi e diorami in mostra. Alcuni sono, diciamo, ricavati da materiali che i singoli presepisti utilizzano, che ricavano dalle loro botteghe, dalle loro abitazioni, insomma, e vengono ambientati in diversi modi. Qui è la tipica stalla, insomma, con l'attività. Qui c'è anche la presentazione di Gesù Bambino al Tempio, e dunque, per chi le interessa, da domani, da Inchema, praticamente da domani fino al 20 de Genar, ecco qua vedete, apertura nei giorni feriali dalle 14 alle 17 e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Chi è interessato, così viviamo bene la preparazione al Natale e anche vivremo bene quei momenti così belli. Ciao a tutti, saluti!